Oggi facciamo gli struffoli. Volete fare pure voi? Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Per fare gli struffoli, come faccio? 3 uova, 300 g di farina 00, 100 g di zucchero, un pezzettino di sale, un pezzettino di bicarbonato oppure un cucchiaino di lievito pane angeli, quello là per dolci. Ma mi sento a ianare perché ci metto la strega, quella di Benevento, oppure anice, come preferite. Io ci ho messo quasi mezza bottiglina perché mi piace profumata assai. Pochi vanillini. Io vi dicete che la mia emulsione di arancia era buona per tutte cose. Adesso uniamo 70 g di burro morbido. Mo però a continuare a impastare con le mani. Ecco qua, adesso toglietelo dalla ciotola e continuiamo sul piano di lavoro a formare una bella palluccella. Oltre ai 300 g che vi ho detto, preparatevi un altro 50 g di farina sul piano di lavoro. L'aiutante di Mamma Natale. Vai Francesco, non avevi paura, aiutante di Babbo Natale. Io ho assaggiato un po' l'impasto e devo dire che manca una pezzettino di sale. Allora, dall'impasto iniziatevi a tagliare delle striscioline. Mo ve li arrotolate un po' e iniziate a tagliarveli di pezzi piccoli piccoli. Siamo pronti, scollate un po' di farina in eccesso e li caliamo piano piano nell'olio. Aiutante di Babbo Natale, mo passa la vacante per piacere. Che tiene in mano, la vacante si chiama in napoletano. In questa caccavella ho messo 200 g di miele millefiori, 100 g di zucchero, lo fate caramellare e se è caramellato o studiate e lo fate raffreddare completamente. Ecco qua gli struffoli che avete fritto, adesso li calate nel miele e nello zucchero. Sentite come sono croccanti. Tu scendi dalle stelle, o mia concetta, e io t'ho già portata si struffolette. Oggi metti mi riindicano, sono troppo buone. Natale per una volta all'anno. Assaggiamo? Yeah. Aiutante di Babbo Natale, ma con i giorni di Natale mi fai stare quieta, sto stanca. Mi sono piezzi di pranzi di Natale, mamma mia, come mi sento abbuffata. Caffè, vabbè, ti perdono. Tanti auguri, buon Natale, tanta pace e serenità nelle vostre case da parte mia e da parte di Lollo Caffè. E se vi piace questa ricetta, scrivetemi nei commenti.